Il premio Pino Veneziano, giunto alla quinta edizione, quest'anno vede tra i premiati Edoardo Winspear, che a dispetto del nome è italiano, italianissimo, e vive nella provincia di Lecce. Intanto volevamo sapere da lui di che cosa si occupa. Io sono un regista che fa dei film ambientati tutti in provincia di Lecce. Ho fatto 4 film che si chiamano Pizzicata, Miracolo, Sangue Vivo e il prossimo che uscirà a novembre, Galantuomini. E poi faccio altre cose, mi occupo di produzione, lavoro sul territorio, diciamo. Sicuramente è anche visto l'attività che svolge, avrà girato diversi posti e ricevuto diversi premi. Cosa vuol dire oggi ricevere il premio Pino Veneziano a Mariella di Sevilla? Beh, io sono molto contento perché ho sentito, mi hanno parlato molto di Pino Veneziano, ho sentito le sue canzoni e ho capito quello che ha lasciato qui. E quindi, siccome il lavoro che facciamo noi nel Salento, in Puglia, è anche un lavoro di resistenza, e penso che Pino Veneziano fosse un resistente, cioè ci teneva alla sua terra, una sua terra bellissima però anche martoriata, la Sicilia, e quindi sono molto lusingato, contento. Poi per me è molto importante che noi meridionali comunque rimaniamo anche nella nostra terra e lavoriamo sul territorio. Io dal punto di vista artistico faccio il cinema, qualcun altro dal punto di vista imprenditoriale, e per questo sono stato molto contento. Poi nel mondo della globalizzazione si può trovare un po' di Salento in Sicilia, un po' di Sicilia in Salento. Sì, ma poi Salento è una penisola molto simile alla Sicilia, poi stranamente anche linguisticamente, non tanto questa Sicilia, l'alta Sicilia, quella orientale. Donatello Pisanello è uno dei fondatori di Officina Zoè, che è questo gruppo del Salento, che è un gruppo musicale, ma ci spiegherà lui meglio di che cosa si occupa. Noi fondamentalmente siamo un gruppo di riproposta della tradizione musicale salentina, ma anche in un certo senso un gruppo che tende a rendere viva questa tradizione attraverso delle nuove composizioni, per cui in un certo senso cerchiamo anche di uscire da una impostazione, diciamo, folcloristica della nostra musica e cerchiamo di darle un carattere più moderno, legato più a quelle che sono le nostre esperienze, diciamo, quotidiane. Premio Pino Veneziano, che era anche lui un autore, giunto alla quinta edizione, quest'anno vi vede premiati insieme a Edoardo Winspear. Che cosa provate per ricevere questo premio? È stata veramente una notizia che ci ha sorpreso moltissimo, ma questa sorpresa è stata anche accompagnata da un forte entusiasmo, un profondo entusiasmo da parte nostra, perché veramente è stato per noi un onore essere, diciamo, considerati in questo premio, che peraltro ci accomuna moltissimo con l'autore a cui è dedicato, Pino Veneziano, anche lui portatore sano, diciamo, di una certa tradizione popolare. Umberto Leone è il direttore artistico dell'Associazione Pino Veneziano, che organizza siamo arrivati al quinto anno questo premio. Intanto volevamo sapere da lui la scelta di questi due premiati quest'anno, come è caduta. Ma la scelta è un po' segue il programma. Noi in questo programma di quest'anno abbiamo organizzato un incontro dibattito per ascoltare, adesso è il quarantennale del 68, che per noi è stato anche un terremoto, è stato l'evento che forse più ha cambiato questo nostro territorio negli ultimi decenni, è stato proprio un grandissimo sconvolgimento, è finito il vecchio, è iniziato il nuovo improvvisamente. Allora rifare un po' la storia del nostro territorio di questi ultimi 40 anni era molto importante, per vedere un po' che cosa abbiamo fatto e dove siamo arrivati. Nel frattempo noi abbiamo percorso questi 40 anni, altre regioni del sud Italia hanno tentato di inventarsi qualcosa di nuovo, insomma, come sviluppo economico. È una protagonista dalla quale, secondo me, noi siciliani che ci sentiamo così esperti dovremmo prendere esempio, è stata la Puglia,
che attraverso il lavoro di numerosi artisti, e qui oggi ne abbiamo due come Winspir e il gruppo degli Officina, hanno saputo valorizzare la loro cultura popolare, le loro radici, su questo costruire un nuovo albero e di questo farne sviluppo e volano economico, insomma, del loro territorio. Ecco, il premio è anche questo. E questa è la motivazione anche per cui è caduta la scelta su di noi. Sì, in pratica anche questa è la motivazione. Poi l'Officina, insomma, oltre che la sua attività di ricerca della cultura popolare salentina, anche la riproposizione ma soprattutto la composizione di nuovi brani di musica popolare. Winspir, oltre aver fatto con il suo cinema, aver riscritto il Salento contemporaneo, ha anche questa associazione Coppola Tisa che si occupa di sanare il territorio e di ridonargli bellezza. Per cui penso che questi siano due interventi così importanti da prendere ad esempio e far conoscere al nostro pubblico. Proprio sul pubblico la gradinata è piena, è una tradizione che si rinnova ormai da 5 anni. Cosa ci aspettiamo per l'anno prossimo? Dunque l'anno prossimo, adesso che abbiamo fatto i primi 5 anni, ci siamo fatti le ossa e abbiamo buttato, insomma, una base sulla quale costruire una nuova rassegna un po' più lunga il prossimo anno, ma adesso godiamoci intanto questo e vedremo il prossimo anno cosa combineremo. Sicuramente sarà un'edizione molto prestigiosa. Io sono contento, ogni anno abbiamo qui il pienone e che ci posso fare? Vuol dire che funziona.